Buonasera a tutti. Stasera presentiamo il libro del professor Giuseppe Caridi, che ha scritto una biografia del cardinale Ruffo. Si chiama infatti il libro Il cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799. Con noi abbiamo Antonio Salvatore Romano, che già precedentemente abbiamo avuto su questo canale, esperto del Settecento, studioso del Settecento, di cui tra qualche tempo presenteremo il suo libro, molto bello sul Settecento, un altro cardinale, non Ruffo. E questa è una biografia scritta molto bene, veramente corposa, densa di fonti, anche di bibliografia, bibliografia, di documenti, in cui viene sceverata interamente, per intero, la vita del cardinale Ruffo. La vita del cardinale Ruffo, quindi si parte dai precordi, dalla dinastia, perché il Ruffo è una dinastia in vari rami, poi la formazione del cardinale Ruffo e anche l'affidamento a lui della guerra, della controguerriglia per la riacquisizione del regno durante il 1799. Poi, vogliamo dire, cadde in un cono d'ombra, forse si aspettava di più e alla fine sopravvisse ai sovrani, però morì nei primi anni, cioè credo nei primi decenni dell'Ottocento. Io per iniziare subito, insomma, il medias res, questa presentazione, darei la parola ad Antonio Salvatore Romano che ci fa un quadro, insomma, al fresco della vita del cardinale Ruffo. Grazie. Grazie, grazie a tutti, buonasera, buonasera al professore Caridi, grazie ad Armando Pepe per l'invito che ha sempre queste bellissime idee che da anni porta avanti queste iniziative di presentazione di libri e di dibattito che sono sempre un momento e un'occasione importante di confronto tra gli studiosi e che danno anche la possibilità a un pubblico più ampio di conoscere in quanto praticamente quasi in tempo reale viene pubblicato sui temi della storia, in particolar modo della storia dell'Italia meridionale. Come si suol dire in queste occasioni, per chi frequenta certe materie, certi argomenti, il professor Caridi non ha bisogno di presentazioni perché è uno storico, come si dice in questi casi, no, di lungo corso e di chiara fama, essendo stato professore ordinario di storia moderna all'Università di Messina ed è anche presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Come ricordava già Armando Pepe, il professor Caridi sono molti anni che dedica la sua attenzione alla famiglia Ruffo, poi dopo ce ne magari parlerà lui più diffusamente. Ecco, mi limito qui a ricordare, perché lo avevo qui vicino a me per altri motivi, questo libro, La spada, la seta e la croce, appunto dedicato alla famiglia Ruffo di Calabria dal XIII al XIX secolo, che ormai ha qualche decennio di vita, essendo uscito nel 1995, ma è un libro ancora molto valido e denso di notizie, un vero punto di partenza per tutti coloro che vogliono occuparsi non solo della storia della famiglia Ruffo di Calabria, poi nei suoi vari rami, poi dopo sentiremo il professore quanto sia articolata e complessa la storia della famiglia Ruffo, ma in realtà per chi voglia conoscere uno spaccato della storia dell'Italia meridionale tra praticamente la fine del Medioevo e gli inizi dell'età contemporanea. Veramente sono famiglie che hanno attraversato delle fasi lunghissime della storia del Regno di Napoli prima e delle due Sicilie poi. E poi il professore Caridi in questi anni si è molto occupato anche, si è dedicato con grande profitto alla produzione di importanti biografie. Io mi limito qui a ricordare la biografia di Carlo di Borbone, uscita per la Salerno nel 2014 e poi addirittura tradotta
in spagnolo nel 2015, un'edizione spagnola, la biografia di Francesco Di Paola, un altro personaggio mh, emblematico, no? Il santo per antonomasia nella tradizione meridionale, così come la biografia di Alfonso il Magnanimo e in anni più recenti i volumi dedicati agli aragonesi e al Re Ferrante di Napoli che è uscito nel 2003 per i tipi di Rubettino. Ecco, il professore tra i suoi ultimi lavori nel settembre del 2024 ci ha fatto dono di questo importante libro che presentiamo questa sera, che è appunto, come ricordava Armando Pepe, il volume dedicato appunto al cardinale Fabrizio Ruffo e alla straordinaria avventura del 1799. Poi dopo il professore ci racconterà perché è così straordinaria. E come ricordava Armando, è un volume molto denso, sono circa 280 pagine, scritte in maniera molto chiara, molto elegante, molto documentata ovviamente, e che ripercorrono, fanno una sintesi delle principali esperienze biografiche, vicende biografiche del cardinale, ma si concentrano in particolar modo su quei pochi mesi che accompagnarono le vicende della Repubblica Napoletana del 1799, fondata alla fine di gennaio del 1799, e alla fase della riconquista che si chiuderà nel giro di pochi mesi, con molte difficoltà ovviamente, non fu un percorso lineare, ma fra giugno e luglio del 1799, grazie proprio alla all'intervento, possiamo dire anche all'abilità, al carisma del cardinale Fabrizio Ruffo di Bagnara, che sbarcato appunto in Calabria con un pugno di uomini, nel giro di poche settimane riesce a mettere su un vero e proprio esercito che riuscirà a risalire la penisola italiana nel mezzogiorno d'Italia nel giro di pochi mesi fino ad arrivare alle porte di Napoli nella data fatidica, poi diventata simbolica, del 13 giugno del 1799, che poi portò appunto a questa anche proclamazione di Sant'Antonio come nuovo protettore di Napoli e dell'intero regno, perché appunto le fasi finali della Riconquista della marcia dell'Armata della Santa Fede era avvenuta appunto il 13 giugno del 1799. Però appunto io vorrei veramente che fosse il professore in prima persona a parlarci di questo suo libro e magari partire un po' dalle origini. Professore, com'è nata la sua attenzione e possiamo dire anche la sua curiosità verso la famiglia Ruffo di Calabria? Grazie. Allora, buon pomeriggio e ovviamente ringrazio Armando Pepe per avermi proposto questa presentazione. Ringrazio, ormai lo posso considerare un amico, Antonio Romano, ci eravamo conosciuti attraverso WhatsApp, ma ci siamo conosciuti personalmente a Napoli in occasione della presentazione di questo volume alla libreria Mondadori. E vi voglio dare un'anticipazione. Ho letto con grande attenzione il suo libro che mi ha fatto avere e il prossimo mio volume l'avrà fra coloro che sono citati. Quindi, insomma, vi voglio dare questa anticipazione Grazie perché mille. nel prossimo volume mi occuperò, tornerò alle origini, mi occuperò della storia della Calabria su pressante richiesta della casa editrice Rubettino, dice un calabrese che si occupa della Calabria per una casa editrice calabrese. Ma ritorniamo ai Ruffo. Io 30 anni fa, ormai, nel 1995, come è stato detto, ho pubblicato La spada, la seta, la croce, il Ruffo di Calabria dal XIII al XIX secolo. E mi ero dedicato già da qualche anno alla storia del Ruffo. Mi aveva incuriosito un libro
La crisi della monarchia siciliana nel XIII secolo di Ernesto Pontieri. Ora, Ernesto Pontieri, calabrese come me, rettore, già rettore della Federico II di Napoli, è stato il primo presidente della Deputazione Storia Patria per la Calabria. E io ho avuto la possibilità di leggere questo suo libro e mi ha colpito il ruolo di questa famiglia che è emersa soprattutto durante il regno di Federico II. E mi è venuta l'idea appunto di scrivere una monografia sulla famiglia. Però non ho voluto insistere sulla figura del cardinale Ruffo. L'economia del lavoro non richiedeva che ci fosse un'attenzione particolare per un solo personaggio. Ma data l'importanza di questa figura, mi ripromettevo già da allora a dedicargli poi un approfondimento. E questo, diciamo, interesse è venuto fuori 4 anni dopo, perché nel 1999 c'è stata una ristampa del volume con una diversa casa editrice, semplicemente il Ruffo, e in quell'occasione, essendo il bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799, ho dedicato un paragrafo, mi sono limitato a un paragrafo. Poi, insomma, mi sono occupato di altri aspetti della realtà meridionale e non solo. A partire da 2014 è maturata in me, come dire, l'attenzione per le biografie. Cominciato con Carlo III, poi è stato detto Francesco Di Paola, Alfonso il Magnanimo, gli Aragonesi di Napoli e poi ancora Ferrante, re di Napoli. A questo punto dico, ma ritorniamo al vecchio amore, ritorniamo ai Ruffo e ritorniamo a questo personaggio che avevo volutamente trascurato. E però era molto impegnativo, devo dire la verità, una vera e propria biografia, che è un personaggio che nasce nel 1744, muore nel 1827. Eh, Limitiamoci alla conclusione della spedizione sanfedista, però ecco, con tutto il retroterra, per dimostrare che non era un parvenu, cioè non arrivava a guidare una spedizione che ha avuto poi l'esito che ha avuto senza una esperienza. In campo militare non aveva esperienza, ma aveva un'esperienza di governo che aveva maturato soprattutto nei 9 anni tra il 1785 e il 1794, in cui era stato tesoriere dello Stato della Chiesa, una carica che corrispondeva a una sorta di superministero dell'economia e delle finanze. E ovviamente mi sono documentato, tanto come è noto, no? Prima si leggono i saggi, i volumi che sono stati scritti sulla figura e sul periodo storico. E poi soprattutto si fa ricorso alle fonti volontarie e fonti involontarie, che sono abbondanti per quanto riguarda il personaggio e il periodo storico. Sì, come ricordava il professore, questo libro è uscito praticamente in contemporanea con il mio, quindi le nostre strade, le nostre vite si sono incrociate. Il professore Caridi non lo sa, ma lui già faceva parte della mia vita, ovviamente per ovvie ragioni, io non della sua, però poi abbiamo avuto la fortuna di sentirci, di parlare, anche di incontrarci personalmente, di scambiarci delle opinioni sui nostri rispettivi studi. Però appunto è stato brutto che l'uno non sapesse dell'altro, anche se chiaramente i nostri volumi hanno dei tagli totalmente, delle prospettive totalmente diverse, però chiaramente le due cose si intersecano benissimo perché occupandomi io di un periodo che va dal 1799 al 1802 e dove la spedizione sanfedista ha un peso specifico notevole e chiaramente uscendo un libro specifico su questo tema sarebbe stato per me molto utile averlo qualche mese prima e poterlo citare tra le cose. Vabbè,
sarà per un'altra volta, ecco, come si dice in questi casi. Però veramente io sono contento di questa occasione che si è data e vengo subito a chiedere al professore che parlava appunto delle esperienze precedenti di governo e di amministrazione del cardinale Ruffo. Ecco, io credo che un aspetto molto importante che vada degnamente sottolineato è il suo primo ritorno a Napoli, no? Quando da Roma, lo ricordava il professore, è stato cardinale Fabrizio Ruffo, era stato tesoriere dello Stato Pontificio, in qualche modo protetto prima dal cardinale e poi Papa Braschi, no? Papa Pio VI. E però l'esperienza importante è quando diventa direttore della colonia di San Leucio e sovrintendente della Reggia di Caserta. Ecco, forse sarebbe opportuno che il professore ci dicesse qualche cosa di più su questo aspetto, cioè di questo suo primo approccio, possiamo dire, significativo all'amministrazione di siti reali così importanti nello scacchiere borbonico. Sì, che lui rimane fino al 1794 a Roma e le sue riforme di carattere monetario, fiscale, economico avevano praticamente urtato gli interessi consolidati delle alte sfere aristocratiche, dei prelati, delle corporazioni di mestiere e questi poi si sono coalizzati facendo pressione sul Papa perché lo rimuovesse dall'incarico. Come lei ha detto, era un beniamino, un pupillo del Papa, il cardinale, perché lo aveva conosciuto quando era al secolo Braschi, era al servizio del cardinale Tommaso Ruffo, che era il prozio e protettore di Fabrizio. Ma nonostante tutto non riesce a resistere a queste forti pressioni e lo rimuove dall'incarico. Però per compensarlo della sua proficua attività, lo nomina cardinale. Lo nomina cardinale e a questo punto Fabrizio si trasferisce a Napoli. A Napoli ci sono i parenti, i fratelli, le sorelle che sono ben accreditati presso la corte di Ferdinando IV e riescono a fargli avere questi incarichi che lei ha citato, direttore della colonia di San Leucio, comunità istituita da Ferdinando IV di ispirazione illuministica, una comunità dove si vive secondo principi che potremmo dire di socialismo utopistico. E poi un altro incarico, quello di sovrintendente della Reggia di Caserta, famosa Reggia che aveva fatto costruire il padre Carlo III, in cui io mi sono ampiamente soffermato nel volume su Carlo III. E lui svolge con la stessa capacità con cui aveva svolto gli incarichi presso la Santa Sede questi incarichi. Io non mi soffermo molto su questo periodo, ma do conto del lavoro proficuo che lui svolge, al punto che gli viene anche assegnato per potersi mantenere adeguatamente in questo suo ruolo di cardinale, gli vengono assegnati i frutti della ricca abbazia di Santa Sofia di Benevento. E qua c'è uno scontro forte con il Papa, con Pio VI, perché Pio VI lo viene a sapere a cose fatte e lo rimprovera aspramente, anche perché l'abbazia di Santa Sofia era considerata dal Papa non Dius Patronatus Regio, e quindi lui dice prima di accettare dovevi chiedere il permesso a me, dovevi fare come un tuo zio, un altro zio cardinale, perché come lei sa i Ruffo hanno avuto parecchi esponenti nel ruolo di cardinale e invece l'hai accettato. Adesso lo comunichi, però avresti dovuto dirmelo prima di accettare. Quindi c'è uno scontro, ci sono due lettere che io riporto, i rapporti con il Papa sono tesi, ma diventa sempre più, diciamo, importante il suo ruolo nell'ambito della corte.
al punto che quando Ferdinando IV è costretto ad andare in esilio, a recarsi a Palermo, e il cardinale è uno dei pochi che lo segue a Palermo come persona di fiducia. E, e qui poi c'è la proposta che il cardinale avanza di poter capeggiare una spedizione. Non era stata un'idea sua, l'idea era venuta a un oscuro parroco calabrese, un certo Rinaldi, che gestiva la parrocchia di Santa Maria di Scalea. Scalea è una cittadina a nord di Cosenza, il quale propone appunto al re che si possa mettere su una spedizione quantomeno per salvaguardare la Calabria. La Calabria era considerata una sorta di antemurale, perché c'era il rischio che una volta arrivati fino allo stretto di Messina, poi i giacobini ne approfittassero per fomentare una rivolta anche nella Sicilia. Le quattro città che erano prospicienti Messina, cioè Reggio, Scilla, Bagnara e Palmi, non avevano aderito alle repubbliche giacobine, erano rimaste realisti. E quindi il cardinale propone appunto di poter intraprendere questa spedizione, e però chiede delle condizioni fondamentali a suo modo. La prima condizione è che non deve avere ostacoli nel comando, deve avere pieni poteri, perché scrive al re: se c'è un capitano, un comandante militare, un comandante politico, un comandante economico, poi c'è la massima confusione. Io devo avere pieni poteri, devo essere l'alter ego del sovrano. E questa condizione viene subito accettata. L'altra condizione: aveva bisogno di munizioni, perché doveva armare un esercito e quindi erano necessarie le armi. Anche questa condizione viene accettata. Il ministro Firrao gli dice che appena arrivato a Messina, il comandante della cittadella, Giovanni Danero, gli avrebbe fatto avere tutte le munizioni necessarie. Terza richiesta, ha bisogno, oggi lo diremo un budget, cioè una consistente somma di denaro, fissata in 500.000 ducati, perché doveva utilizzarla per questa importante e imponente, poi si sarebbe rivelata, spedizione. Anche questa richiesta viene accolta. Il tesoriere Francesco Taccone sarebbe arrivato a Messina e gli avrebbe consegnato 500.000 ducati. Parte con grande fiducia, arriva a Messina e qui cominciano le prime grosse delusioni. E il comandante della piazza messinese dice che non poteva dargli neanche una pistola, altro che munizioni, perché correva il rischio che poi fossero state prese dal nemico. Non poteva sguarnire la piazza di Messina, che era fondamentale per la protezione della Sicilia. Il tesoriere Taccone, sì, arriva, dice: io effettivamente le avevo i 500.000 ducati, ma li ho dovuti lasciare a Napoli al vicario Pignatelli. A che il cardinale, che non ha molta fiducia, e lo avrebbe dimostrato anche successivamente in questo tesoriere, dice: mi faccia vedere le carte. Che dice: no, no, ho dovuto lasciare a Napoli anche le carte. Quindi si trova senza munizioni, senza esercito e senza denaro, e si trova in grande imbarazzo. Possiamo dire, insomma, che a questo punto c'è quella sorta, ma lui è veloce, la tempesta del dubbio, ma di mazziniana memoria. Dice: e adesso che faccio? E come Mazzini dice: vado avanti lo stesso. Vado avanti lo stesso, perché non si può rischiare che anche queste quattro città che sono rimaste realiste diventino repubblicane. Gli arriva una lettera di incoraggiamento dalla regina, ma lui aveva già, prima ancora che arrivasse a Messina, aveva preso la sua decisione e parte con pochi uomini al seguito. Due di questi sono poi i cronisti della spedizione, l'abate Domenico Sacchinelli e il reverendo Domenico Petromasi. E sono due fonti che utilizzo, perché come avevo detto prima, io utilizzo fonti volontarie e involontarie.
Queste sono fonti volontarie pro cardinali, ma sull'altro versante utilizzo poi gli scritti di Pietro Colletta, di Carlo Botta, di Vincenzo Cuoco, che sono, diciamo, sul versante opposto. E però faccio ricorso soprattutto alle cosiddette fonti involontarie, la corrispondenza del cardinale con i sovrani e con il primo ministro Acton che si trovano a Palermo, che è commentata da Benedetto Croce nel volume La riconquista del Regno di Napoli. Ancora le lettere che si scambia la regina col ministro Gallo, le lettere dell'ammiraglio Orazio Nelson con i suoi interlocutori inglesi, il diario di un nobiluomo napoletano, giorno per giorno scrive quello che è successo, e soprattutto 4 ponderosi volumi di leggi, atti e proclami che riguardano gli eventi che si svolgono a Napoli proprio in questi 4 mesi, dal gennaio al giugno del 1799. Sì, credo che già da queste premesse, dalle cose che ci raccontava il professore, appunto vedendo, ascoltando come il cardinale con appunto meno di 10 uomini alla fine passi lo stretto, approdi dall'altro lato, senza uomini, senza soldi, senza mezzi, senza munizioni, abbia dato effettivamente vita a quella che poi si sarebbe rivelata come recita il titolo del libro, una straordinaria avventura. Chiaramente avventura maneggiata e manipolata anche dalla propaganda, e questo è un elemento importante, il professore lo ricordava, no? Abbiamo queste fonti di parte, fonti volontarie, di persone che avevano seguito fin dal primo momento, insomma, o anche successivamente, il cardinale, che quindi in alcuni casi quasi in tempo reale, in altri casi con un po' più di distanza dagli avvenimenti, raccontano quello che avevano vissuto, perché si erano resi conto di star partecipando a un evento che potremmo definire epocale, no? C'è stato un prima e un dopo il 99, questo è evidente nella storia del Mezzogiorno d'Italia, però l'importante è capire e focalizzarsi sul fatto che quelli che stanno dall'altro lato, cioè i repubblicani, i giacobini, sostenuti dalle armate francesi, non è che se ne stiano pronti ad aspettare a braccia aperte, anzi mettono in moto una macchina, oggi si direbbe una macchina del fango, no? contro il cardinale mostro viene definito da Eleonora Pimentel de Fonseca sulle pagine del Monitore napoletano, no? Questo orco sanguinario che sta risalendo dalla Calabria alla testa di queste masse di calabresi selvaggi che devono venire a sbranare e a cannibalizzare, in senso sia fisico sia metaforico, la Repubblica e i repubblicani. E quindi insomma si mette in moto veramente un'operazione di demolizione umana e anche sociale della figura del cardinale Ruffo, che agli occhi dell'opinione pubblica internazionale diventa il nemico pubblico numero uno, no? Addirittura a un certo punto, poi magari il professore ce lo potrà raccontare meglio, si sparge questa voce che il cardinale si sia autoproclamato Papa, Papa Urbano IX. Ecco, questa voce viene alimentata dai giornali filorepubblicani che vogliono screditare in tutto e per tutto la figura del cardinale, che sta portando avanti questa missione che sembrava dall'inizio, lo ricordava adesso il professore, una missione suicida praticamente. Poi, tanto è vero che poi una volta arrivato a Palmi, il cardinale lì dà inizio e possiamo dire, dal via alle danze, da lì che poi riparte questa sua missione. Cardinale molto accorto, come avrebbe dimostrato poi anche
per quello che aveva fatto prima e per quello che avrebbe fatto nel corso della spedizione, una persona appunto carismatica. Il primo provvedimento che lui prende è quello di inserire nello stendardo di quella che sarebbe stata poi l'armata cristiana il segno della croce. Ecco, per rivolgersi ai fedeli, a indicare che non avrebbe combattuto solo per la restaurazione del legittimo sovrano della monarchia borbonica, ma anche per la liberazione del sommo pontefice che era stato imprigionato dai francesi, e così unisce al profano il sacro. E poi lui è agevolato dal fatto che arriva in un territorio controllato dai suoi parenti, perché lui arriva a Punta Pezzo, fa parte della baronia di Fiumara di Muro, di cui il principale centro attuale sarebbe Villa San Giovanni, e la baronia di Fiumara di Muro apparteneva ai Ruffo di Bagnara, e più avanti c'erano i principi di Scilla, cugini, e quindi questi gli possono già procurare alcune centinaia di uomini, altre centinaia glieli procura il governatore borbonico di Reggio, e lui emana subito un proclama. Emana un proclama, cioè più che un proclama, all'inizio una circolare indirizzata ai parroci, ai vescovi e ai governatori, e chiede che gli forniscano il maggior numero di volontari possibili. Quelli provenienti dai paesi litorali si sarebbero dovuti riunire a Palmi, quelli dell'entroterra si sarebbero dovuti riunire a Mileto. E appena arriva dopo qualche giorno a Palmi, già ha, diciamo, migliaia di persone al seguito, perché queste circolari, queste sollecitazioni del clero hanno fatto presa. E lui emana un proclama su cui avrebbe poi esemplato anche quelli che avrebbe emanato di volta in volta. Intanto a Palmi si intitola già vicario, perché nelle credenziali che gli aveva indirizzato il sovrano, lui veniva nominato commissario all'inizio. Sarebbe divenuto vicario quando avrebbe raccolto una sufficiente forza. E a Palmi lui ha già raccolto migliaia di persone al seguito. Cosa scrive in questo programma? Intanto si rivolge ai bravi e coraggiosi calabresi. Dice: bravi e coraggiosi calabresi, voi tollererete più a lungo che un esercito invasore stia invadendo il regno del nostro sovrano legittimo, che insidi la putigizia delle vostre donne, che abbia tratto in catene il nostro Santo Padre. E no, ribellatevi. E poi si rivolge ai repubblicani, ai giacobini, e dice: pentitevi, perché se vi pentirete sarete riammessi, sarete perdonati. Ma se persisterete, dovesse persistere nell'errore, il fulmine della giustizia vi colpirà quando meno ve l'aspettate. Quindi la carota è il bastone. E un proclama simile avrebbe emanato, ma lui conta già dall'inizio sulla clemenza dei sovrani. E questa clemenza non sarebbe stata invece accolta dai sovrani, che continuamente invece gli raccomandano severità, che gli raccomandano di punire, di castigare coloro che si sono ribellati. E qua c'è lo scontro sia con la corte, ma sia anche e soprattutto con l'ammiraglio Nelson. Poi magari vedremo meglio più avanti. Sì, Scusi, un'altra cosa le volevo dire. Missione suicida, sì. E pare che questa missione sia stata incoraggiata strumentalmente dal ministro Acton, perché il ministro non voleva avere a corte un personaggio così influente come era il cardinale Ruffo, e quindi dice: sì, ti mettiamo alla testa di una spedizione che non avrebbe avuto successo. Quindi c'era molto scetticismo all'inizio, però poi man mano che avanza, e allora insomma si salta facilmente nel carro del vincitore a sì, tutte le sì. latitudini, a tutti i periodi storici. A questo proposito va ricordata, no, quella frase che riporta Croce, che quando nel febbraio del 1806 i francesi
invadono di nuovo Napoli, gli fu ecco. proposto di riprendere le redini di una nuova spedizione, e lui avrebbe detto: certe follie si fanno una sola volta Una nella sola vita. volta nella vita, vedetevelo voi adesso, no? Aveva già dato Eh, abbondantemente. Anche perché poi già sapeva come era andata a finire la prima Non volta. era più la Francia, non era del 1799, c'era un imperatore ormai, insomma. E poi, però, quello che lei diceva prima, sull'esercito della Santa Fede, no? L'armata cristiana e reale, e questo utilizzo così abbondante, no? Di simboli religiosi, ci fa molto riflettere su quello che poi è, in questo caso, il tema portante di quello che è il mio libro, no? Sull'uso politico della religione, Certo, e certo. di come la religione sia stata sempre utilizzata, soprattutto in queste occasioni, come un vero e proprio instrumentum regni, no? Attraverso la pace sociale si ottiene solo attraverso la pacificazione religiosa, e poi appunto ci sono questi elementi che portano e rimandano all'elemento della crociata, che è un tema molto, molto ricorrente in epoca rivoluzionaria, perché appunto i francesi si portano dietro questa nomea di essere Sì, anticristiani, dei mangiapreti, poi vengono anticlericali. esasperate queste tendenze che ci sono, ma sono esasperate Sì, strumentalmente, certo. insomma. Però il fatto che il cardinale abbia scelto veramente coscientemente di inserire la croce nella bandiera bianca con lo stemma borbonico, e poi con la frase, no, in hoc signo vinces, la frase Famosa, costantina, cioè significa avere la consapevolezza di riallacciarsi a una tradizione che è talmente radicata nella coscienza, possiamo dire cristiana nel senso più ampio del termine, di questa nella lotta dei religiosità buoni contro i popolare, la cattivi. religiosità popolare. Esatto. Lui Dei vuole buoni, i buoni esporre. contro i cattivi. E poi c'era quell'altro episodio che mi fa sempre abbastanza sorridere, che quando ci fu l'alleanza con i russi ortodossi, con i turchi musulmani che sbarcano Dice, sulle meno coste male che della siamo Libia. l'armata cristiana, chi ciò dice gli scismatici, gli eretici Esatto. e poi adesso anche i musulmani, però continuiamo a chiamarla cristiana, insomma. Sì, 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 ma questo sempre sulle pagine del Monitore Napolitano, da Napoli viene molto stigmatizzata questa Ma lui lo faccenda. Cioè, dice in senso, lo stesso cardinale lo scrive in senso ironico, ovviamente, no? Però certo, chiaro. A lui ma facevano non è- comodo in quel momento i russi. anche perché non era stato un aiuto consistente che aveva No, ricevuto, infatti. malgrado le promesse iniziali. Gli avevano promesso 10.000 albanesi da parte dei russi, alla fine ne arrivano 450, un contingente cospicuo di turchi e gliene arrivano 82, un centinaio di inglesi. Era questo, diciamo, l'aiuto che lui aveva ricevuto, mentre quando sta per partire il re e la regina gli promettono che nel corso della spedizione sarebbero affluiti questi soccorsi da parte delle potenze alleate. Non conta la regina sull'appoggio dell'impero asburgico, e questo uno può chiedersi perché, insomma, come l'imperatore Francesco era il genero dei sovrani, eppure non gli ha mandato nessun contingente. La spiegazione sta nel fatto che l'imperatore, una persona, insomma, da quello che io ho potuto capire, abbastanza accorta, abbastanza perspicace, si rende conto che il tentativo di invasione della Repubblica Romana era una mossa molto azzardata, che poi si è rivelata un fiasco, un flop, e che era stata istigata, secondo l'imperatore, dagli inglesi. L'imperatore aveva promesso che gli avrebbe dato un sostanziale aiuto. Il, il trattato dell'alleanza prevedeva questo. Nel caso in cui il regno di Napoli fosse stato attaccato dai francesi. E questo attacco non c'era stato.
era stato Ferdinando IV che aveva attaccato i francesi che proteggevano la Repubblica Romana. Allora, cosa scrive alla suocera Francesco? Dice, gli inglesi vi hanno indotto ad entrare in guerra con la Francia. E questo perché? Perché loro pensano che io interverrò in vostro aiuto. Se io dovessi intervenire in vostro aiuto, avrei bisogno di denaro e mi sarei dovuto rivolgere a loro e loro prestandomi del denaro mi darebbero in posizione subalterna. Quindi c'è tutto un gioco internazionale e tutto questo fa sì che supplichi la regina il genero perché gli manda un ambasciatore personale perché gli dia un supporto militare, ma il genero dice no, il supporto militare ve l'avrei dato a quelle condizioni che voi non avete rispettato. Ecco, questo è qualcosa che non appare direttamente, però insomma sono quelle, come dire, quegli intrecci diplomatici che con risvolti di carattere militare. Questo ci indica anche il ruolo molto importante che hanno gli inglesi in questa vicenda, in particolare poi l'ammiraglio Nelson, il quale vuole apparire come il difensore, l'unico difensore del Regno di Napoli e quindi mal sopporta questo ruolo preponderante che nel corso del tempo acquisisce Ruffo. Tant'è vero che in una corrispondenza con un suo interlocutore inglese lo definisce un pretaccio, dice questo pretaccio. Eh, una volta dice che ha pochi uomini, un'altra volta che ne ha migliaia, dice, non si capisce effettivamente che consistenza ha il suo esercito, ma è la realtà, perché quelli che lo seguono non sono motivati soltanto dal desiderio della restaurazione borbonica o della difesa della Santa Sede, sono motivati soprattutto le masse dei contadini dal desiderio di bottino, di predare, del saccheggio. E quindi una volta che saccheggiano una città, ritornano nelle loro case. E quindi poi c'è una ondata successiva che arriva con la prospettiva di un ulteriore saccheggio. Ecco perché il cardinale correttamente dice ho migliaia di persone a seguito, sono rimasto con poche centinaia. Nel frattempo, però, ne sarebbero arrivate altre masse. Però questo ci porta adesso ad affrontare un altro problema, cioè che Ruffo nel giro di poche settimane, a riconquista ormai avvenuta agli inizi di giugno, si trova ad essere da eroe nazionale, possiamo dire, da celebrato in ogni dove, a vittima del fuoco amico, cioè nel senso diventa quasi un nemico della Sì, monarchia, sì, viene perché? additato come Perché traditore. appunto perché ha dei nemici all'interno della corte e questi ne approfittano del fatto che lui persistentemente chiede la possibilità di applicare clemenza, di applicare il perdono, di essere clemente. E a un certo punto, il libro io lo metto in evidenza, l'ammiraglio Nelson fa spargere la voce attraverso degli agenti prezzolati dagli inglesi che il cardinale Ruffo chiede clemenza perché in fondo è un giacobino. Ecco la propaganda. Si sparge anche la voce che a un certo punto il fratello Francesco che lo accompagna avrebbe avuto l'intenzione di diventare un nuovo re di Napoli. E questa voce circola al punto che insomma ne va della stessa incolumità personale del cardinale. E il cronista Domenico Sacchinelli dice che a questo punto intervengono i calabresi, incominciano a menare le mani, ne ammazzano un paio e poi queste voci compaiono così come si erano diffuse, sì, insomma, perché i calabresi sono una sorta di guardia del corpo del cardinale, quelli che insomma lo sostengono senza se e senza ma. E poi se andiamo a vedere poi, come dire, il voltafaccia, il comportamento disonorevole del cardinale, dell'ammiraglio Nelson, comportamento estremamente disonorevole, perché lui quando arriva sotto i castelli napoletani, nel frattempo i francesi avevano abbandonato purtroppo al loro destino i repubblicani
erano stati, diciamo, inviate le truppe francesi verso l'Italia settentrionale e questi sono soli, cercano di fare delle leve forzate, ma non riescono a raggiungere l'obiettivo di arruolare, diciamo, una certa quantità di soldati e lasciano i francesi dei presidi nelle fortezze di Gaeta e di Capua a Castel Sant'Elmo, ma i due principali castelli, Castelnuovo, Torre Maschio Angioino, Castel dell'Uovo, sono difesi soltanto dai giacobini napoletani. E quando arriva sotto le mura, il cardinale vuole che ci sia una capitolazione, capitolazione che lui propone e ci giunge anche a un compromesso, a un accordo che lui fa sottoscrivere anche al comandante di quel centinaio di inglesi, comandante dei russi e al comandante dei turchi. In base a questa capitolazione, il cardinale offre due opzioni agli assediati. Se vogliono restare a Napoli, avrebbero avuto salva la vita, salvaguardati i beni loro e dei parenti, e potevano uscire dal castello con le armi in pugno, la resa con l'onore delle armi. Nel caso in cui avessero invece voluto essere trasportati in Francia per essere più sicuri, vi era una nave ormeggiata nel porto di Napoli che li avrebbe trasportati a Tolone. E su questa base lui firma e firmano i comandanti dei due castelli. Quando però questa capitolazione viene sottoposta alla firma del re, il re, istigato dal Nesso, dice che un re non capitola con i sudditi ribelli, a che il cardinale risponde che una volta capitolato però deve mantenere fede alla capitolazione. E, e c'è un incontro con del cardinale con Nelson, il quale è assolutamente contrario a qualsiasi, diciamo, compromesso con gli assediati. Allora, quando il cardinale si rende conto che non può forzare oltre la mano all'ammiraglio e al re, dice: "Beh, a questo punto io mi ritiro dalle posizioni che ho occupato e vedetevela voi se riuscite a conquistare i castelli." L'ammiraglio si rende conto che non ha forza sufficiente e finge di accettare le condizioni che gli aveva sottoposto il Ruffo. E poi questi vengono fatti salire sulla nave che effettivamente si trova nel porto. E passa un giorno, 2 giorni, e poi mandano una lettera che per certi versi commovente al cardinale, in cui dicono: noi, dice, sono 2 giorni che siamo su questa nave e la nave non solo non parte, ma sono arrivati dei soldati inglesi e hanno catturato i nostri capi. E noi che avevamo fiducia in quella che ritenevamo la più colta nazione d'Europa, cioè l'Inghilterra. Poi dalla nave vengono portati, come sappiamo, al patibolo. Ci sarebbero stati 117 giustiziati condannati a morte tra questi, insomma. E così finisce l'avventura. Il re intanto torna a Napoli, poi va di nuovo in Sicilia, lo nomina suo luogotenente, ma c'è un'occasione che il Ruffo, che è molto pragmatico, non si lascia sfuggire, che è quella di partecipare al conclave, che era morto Pio VI, si tiene il conclave a Venezia, il cardinale lascia Napoli, va a Venezia e poi io. Il cardinale lascia Napoli, io lascio il cardinale al suo destino successivo, che sintetizzo in 2 paginette dove mi sembrava opportuno indicare i momenti salienti della successiva sua vita, perché sarebbe morto poi nel 1827. Ma c'è questo episodio che lei ha ricordato che è molto interessante, del 1806, quando qualcuno timidamente si rivolge di nuovo al cardinale, dice: "Perché non riprendiamo un'altra spedizione?" No, dice: "Sono follie che nella vita si fanno una sola volta." Vedetevela voi. Però adesso viene da chiedersi, penso che vabbè, chi leggerà il libro poi se ne renderà conto meglio, o chi ci sta ascoltando o vedrà questa presentazione online, potrebbe farsi questa domanda senz'altro. Da dove nasce poi la leggenda nera successiva? Cioè, se abbiamo sentito, e come possiamo leggere nel suo libro, che il cardinale è una persona carismatica, pragmatica, tesa alla clemenza, alla lealtà, e poi però
ancora oggi, no? Nella vulgata, Sì, il sì, sì. cardinale è un personaggio sostanzialmente negativo. È un personaggio un personaggio controverso, diciamo, no? Si sfrutta molto il fatto da parte della opposta, no? Il fatto che tra le sue fila c'erano effettivamente dei pendagli da forca, dei delinquenti, e questo è un fatto. Però c'è un passaggio nel libro che è molto indicativo ed è una lettera di Ferdinando IV, una delle lettere di Ferdinando IV al re, il quale re si lamenta molto del comportamento di quel comandante della piazza di Messina, di quel generale Danero, che tra l'altro il Ruffo considera come un mezzo scemo, insomma. Dice il re, avevo raccomandato, sì, nella cittadella di Messina c'erano prigionieri politici, ma c'erano anche molti delinquenti comuni, migliaia di delinquenti comuni. Allora c'era il rischio che potessero evadere questi delinquenti, perché insomma era una fase di guerra, e gli aveva raccomandato di farli sbarcare nel continente, però a nord di Gaeta, cioè al di là dei confini del Regno di Napoli. Scrive il re, questo deficiente o questo incapace li ha sbarcati in Calabria. Ora di questi che sbarcati in Calabria erano andati nei paesi di origine a commettere dei saccheggi, delle ruberie. Gli stessi, diciamo, contadini che erano al seguito del cardinale erano dovuti allontanarsi per cercare di difendere le loro famiglie, le loro case. Allora cosa fa il cardinale? È pragmatico. Sceglie uno di questi, Pane di Grano, e gli dice raccogli 1000 di questi delinquenti, facciamo un corpo, diciamo, una sorta di compagnia allargata, rapplicata, in modo di contenerli, però sempre delinquenti sono, e questi sono al seguito del cardinale. E poi effettivamente i saccheggi ci sono stati, non si possono negare. Il cardinale scriveva che lui voleva lasciare sempre una... Allora, c'erano delle città che si arrendevano facilmente. Una di queste era stata Monteleone, l'attuale Vibo Valentia. Si giungeva a un compromesso, ma c'erano delle città che non si volevano arrendere. Per esempio Crotone, dove c'era un contingente di francesi, volevano combattere fino all'ultimo sangue. Altamura. A Crotone cosa succede? Crotone, praticamente questi francesi non si vogliono arrendere. Il cardinale però scriveva ai suoi corrispondenti a Palermo che lui lasciava sempre una porta aperta, perché se non lasciava la porta aperta, quelli che nel corso della battaglia avessero voluto arrendersi non avrebbero avuto via d'uscita e avrebbero combattuto fino all'ultimo sangue. E quindi ci sarebbe stato non solo un massacro di quelli che combattevano fino alla fine, ma anche ulteriori danni per gli assedianti. Se invece dice io lascio una porta aperta, in qualsiasi momento se ne scappano, si riduce il numero e magari poi quelli, essendo il numero minore, si arrendono. Ad Altamura c'era stato un motivo per questo massacro che c'era stato, perché lui aveva mandato 2 parlamentari, come faceva sempre, per cercare di giungere a una resa, a un compromesso. E questi non erano stati rimandati indietro. Si avvicina sotto le mura l'esercito del cardinale e sente delle scariche di fucilleria. Avevano ucciso alcuni, qualche decina di realisti e quindi poi c'è una sorta di vendetta. Ecco. Io poi alla fine do, diciamo, conto del giudizio che da diverse parti è stato dato sul cardinale Ruffo, ovviamente quello estremamente negativo di Pietro Colletta, di Vincenzo Cuoco, ma anche di altri. E io voglio sintetizzare un giudizio particolare che è quello di Francesco Saverio Nitti, il noto meridionalista Francesco Saverio Nitti, in un suo volumetto intitolato Eroi e briganti, a proposito del cardinale Ruffo, scrive, dice, noi siamo generalmente abituati a giudicare le persone a seconda della parte politica a cui apparteniamo, quindi un giudizio ideologico. Se il cardinale Ruffo, anziché combattere per la restaurazione borbonica, avesse combattuto per la libertà, noi avremmo dovuto considerarlo senz'altro un uomo quasi divino.
Ciò nonostante, la sua reputazione va ben al di sopra di quella dei sovrani che lo hanno strumentalizzato ed ha da inserire senz'altro nel novero degli eroi. Quindi, insomma, già una certa rivalutazione a un personaggio come Francesco Saverio c'è stata. Io poi alla fine do un mio giudizio nell'ultima pagina del libro, chi vuole sapere il mio giudizio, e prendi il libro poi lo saprà, insomma, dove tengo conto di tante variabili che hanno concorso nel fare questo personaggio, di cui però si deve dire che è un personaggio di straordinaria importanza nella storia del nostro Mezzogiorno, che se ne parli bene o male, però è inequivocabile il suo ruolo fondamentale nel 1799. E vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di parlarne. Ora, ecco, vi voglio fare un po' di propaganda al libro, nel senso che il 14 lo presenterò a Potenza con l'amico Antonio Lerra, poi il 15, tornando da Potenza, lo presenterò a Rossano, il 16 ancora a Reggio e poi il 23 a Vibo Valencia, il giorno 18 lo presenterò alla Fiera del Libro di Torino. Lo sto facendo girare, ho fatto una straordinaria avventura, io lo faccio ancora andare in giro per l'Italia meridionale, ma anche per l'Italia settentrionale. Ha la stessa energia del cardinale, insomma, che era, no? Sì, 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 alla fine si rimane pure contagiati, no? In un Calabresi certo dello senso. Stretto. Sì, sì, sì. Stavo due volte la vita, ma per una nelle paludi pontine ad una persona che se lo mise sulle spalle per un Esatto, esatto. chilometro e poi in Calabria avevano paura di attraversare un fiume, lui prese l'impeto. Sì, sì, Quindi è una persona che è coraggiosa. rincoraggia lui, rincoraggialo. Era anche un uomo vigoroso, era un uomo vigoroso. Va bene, io vi Vabbè, ringrazio grazie, e alla Grazie, prossima professore. grazie. e buona Pasqua soprattutto. Grazie, buona A Pasqua, Pasqua. professore, grazie di tutto, grazie di questo libro Ci soprattutto. sentiamo, Antonio, tante cose.